BCTV, siamo in hockey, sa corte numero 31, che è questa gioielleria Monni, una gioielleria storica che esiste già da parecchio tempo e che è a operare, ma che in gioiello veramente pregiato, ma come magari che Giovanna li mandiamo pure che non scontano un po' così storia della gioielleria e poi cominciamo a vedere i teofriti o canno la gioielleria che sono prodotti che chiamano in parte questo pure hanno colato, però poi è fatto un allestimento diverso e poi Giovanna non l'ha a spiegare, e quindi Giovanna questa gioielleria ha una storia che è legata a se storia pure di questa Ida e non solo, insomma. Beh, la gioielleria è legata a Vitti da 70 anni. La vetrina è stata fatta ricordando i pezzi storici, delle bilance, dei vecchi orologi, e poi giustamente allora di tutto quello che è il gioiello oggi, della filigrana, di tutto il resto, non si vende solo filigrana, però in questo caso quella di settembre è improntata sulla filigrana. Considerando che babbo e mamma hanno aperto il 1° settembre, si sono sposati il 1° settembre e hanno aperto l'attività l'8 di dicembre, onorarli facendo e mettendo le loro foto delle nozze. Ecco, abbiamo visto che in fuori ha bisogno della fotografia, sì. Altro un po' cosa che giocava in questo casino. Allora, la voce è questa. Vabbè, poi va bene, un po'. E niente, possiamo passare a vedere così i vecchi, diciamo, le cose vecchie della gioielleria, le bilance, tutte queste cose che riportano una storia dei 70 anni, ecco. Ecco, basta sempre trattato questo tipo di gioiello. Babbo e mamma hanno sempre trattato e noi abbiamo continuato una tradizione del gioiello sardo, perché il gioiello sardo è bello come fattura ma ha un valore aggiunto, che tutta la sua storia nei bambini. Vogliamo proseguire finché ce la faremo. Siamo vintage, non siamo vecchi, siamo vintage. Potremmo narrare che in buona parte, insomma, lo costume delle femmine a gioiello che hanno origine in questa gioielleria, insomma. Sì, anche con i negozi abbiamo scoperto di fidanzamento, e questo ci dà un orgoglio, che continua la gente, come ho scritto anche nel ringraziare, forse qui, nel ringraziare i clienti per averci scelto, ecco, in questi 70 anni. È la vostra scelta, grazie per averci sostenuto e averci dato fiducia in questi 70 anni di attività, quindi 70 anni che questa gioielleria sto per anni. 54 e quest'anno siamo al 2024. Cioè babbo tu e mamma tu hanno avuto veramente un'idea di avanguardia pro-tanno, insomma. Sì, vabbè, Vitti era popolato. Vitti ha sempre avuto gusto nella scelta e nello stile che noi gli abbiamo dato, quindi anche il cliente ha risposto con una certa scelta e fiducia, e quello ci fa onore. E sei stata pure in contemporanea che donate la orifeceria in questa del Sol de Caredda? O... Sì. Quella non so in che anni abbia chiuso, forse con ragazzi, ma forse ero già sposata, non lo so. Però loro hanno continuato perché poi siamo subentrati anche noi con loro, perché ci credevamo. Quindi prima eravamo 7, adesso ci siamo ritrovati in 3, però continuiamo anche con fatica però a gestire 2 negozi, non è facile, però crediamo in questa cosa bella, ecco, ci piace questo lavoro. Ecco, noi che abbiamo una serie
dei prodotti che sono tipici della Sardegna, insomma. Beh sì, allora qui si parla del bottone sardo che rappresenta la Dea Madre, l'abbondanza, la fertilità, la corvula che a Viti viene chiamata Salcanistedda, adesso pane. E quella che siamo vedendo nel largo, no? Quella di fronte a noi, la fede sarda. La fede sarda è Tutte queste, questa dei nocche, sì, che sono allargata sopra, però ecco da invece sta forma di aneddoto di vide praticamente. Allora, no, questa è proprio una fascia fatta come fede sarda. Invece Gianni da Costa è quello in fondo, la fede diciamo dei Bitesi sino agli inizi del Novecento, cioè a fine Novecento. E poi diverse cose, ecco, come il pezzo forte che da noi è Sazzolia, non deve mancare nel costume. E bestia di questa forma diversa. Sì, dalla grande a seconda di quanto giustamente uno vuole spendere, sino alla piccola. Quindi spiegando che questo Sazzolia, che sarebbe in italiano la patena. Ecco, che prima che a parte adesso. Allora, prima faceva parte, questo è un gioiello che ci arriva dalla chiesa. Faceva parte del rosario. Del rosario. Quindi c'ha la Madonna incisa da una parte, sono 3 perle, e da una parte c'è un pezzo di stoffa che deve essere un manto della Madonna Benedetta, quindi faceva parte del rosario. Un pezzo, diciamo, sacro, è come mettere una croce. E poi ci sono, questa, voglio far notare che la padrona dell'oreficeria, perché questa è un pezzo che non hanno mai venduto, la volevano per soldi, ma loro ci si sono affezionati perché gli ha portato fortuna per loro e hanno voluto tenerla come buon augurio. La namantesa è caratterizzata un pacco di una gioielleria, Savina. Dentro, adesso l'abbiamo esposta perché come dovere della padrona della gioielleria. E poi, non so, ecco, noi non buttiamo niente, ci sono i vecchi astucci dell'Enica, gli orologi in oro, vintage, cioè... I nocchi sono sul bottone ed è oro. I bottoni rappresentano sempre, si mettono nei costumi. Bisogna minore se manno, devo attaccare che... sono da uomo e ecco. L'uomo non li porta mai grandi. Sì, questi sono da donna. Sì. È diversa la fattura. E poi, vabbè, qui ho voluto mettere tutti i pezzi vintage. Viene nanne che sul de orone, sul bottone lo schermo, solo che sa per la biaita. Allora, noi orune ce li abbiamo col turchese. Turchese, orone puro turchese, non biaito. Che magari invece, se non sbaglio, il Rodè ce li ha pino come i nostri, però con la pietra rossa. Rossa. Quindi la pietra era o rossa o turchese, non ce n'era di altre cose. E i paesi si potevano differenziare solo per quello. Bene. Si somiglia. È diversa dalla nostra. Sì, probabile, voi ce l'avete più alta. Sì. Anche da quello si caratterizza. Sì, te sei Dorgali? Allora, dove è incassata la pietra, noi ce l'abbiamo più bassa, altri paesi ce l'hanno più alta. Ecco. La medaglia del rosario è simile, non è? Sazzolia, Anche il rosario è diverso. Poi no che abbiamo su, scusate un secondo, ecco, questa scara dei nocche sono la scara già... Vabbè, questa è wow ragazzi, scusate, il cammeo. Il cammeo. Poi allora quello è Sagioia che chiamano, è un gioiello che mettono a Dorgali. Sì, Sagioia dorgalesa. Cioè noi abbiamo giustamente la filigrana. Il sole avete voi? No. Il sole che hanno lo No, il sole, non ce l'abbiamo il sole. E poi la vecchia bilancia. Questa la bilancia può pesare oro, questa no? Di precisione. Questi sono tutti pezzi antichi.
E questo sono spesedos, insomma. No? Vabbè, questi dell'anno. Lì ho messo le pepite e qui lo vedi, le sveglie, babbo se le faceva marchiare Agostino Molle. Ah. Sì. 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 Agostino Molle si sveglia Biacchiate Sì, sì, sì. Bene, E bene. questo, vabbè, lui quando era a Roma che stava imparando orologiaio. E vuoi mettere che non ci mettiamo il posacenere vintage con la sigaretta? La sigaretta Pensatelo già questa bene. posta. Mi spostiamo su a... Ecco, no, che abbiamo entrata de esa gioielleria e naturalmente andiamo da un spanta satiro, Qui insomma. abbiamo il gioiello sardo che è in argento, quindi già vediamo giustamente anche, lo devono avere tutti il gioiello, quindi non deve costare così certo. tanto per chi lo vuole. E anche qui è il vintage. Ecco, questo quadro ho voluto riportare tutti i movimenti conservati da babbo di orologi che non funzionavano e ho voluto ridargli nuovamente una vita, ecco, sul quadro. Le vecchie sveglie, ricordare loro, ecco. A noi piaceva proprio che loro venissero ricordati alla grande. No, che poi sono in viaggio di nozze, no? Che qui erano per lavoro. Ah, per lavoro, ecco, infatti. Di nozze loro l'hanno fatto l'ha posto... a Venezia, Pisa, Firenze e Roma. E questa è Salambretta che Questa vai è una lambretta di babbo. Bello. Qui invece la vecchia casa col nonno e loro erano due ballerini. Ballerino, ma tu un ballerino. Ho voluto ricordarli loro che ballavano. E qui è sempre un quadro fatto con vecchi orologi. Ah, ecco. Vecchie sveglie. E questa artista sei tu, no? Noi non siamo vintage, cioè non siamo vecchi, ma siamo vintage. E poi dentro, vabbè, il costume di nozze che avrai visto, non so se hai ripreso il quadro fuori. Sì, no, non l'ho ripreso, come inteso e sì, ecco, no, che siamo giunti a questa gioielleria e no, che marito e mozzere. E qui, vabbè, il costume. Ecco, no, che il costume. Orgogliosi, adesso è di Pietro, ma noi ne andiamo orgogliosi perché l'ha avuto da sposa di mamma, quindi che a suo tempo era della madre, poi gliel'ha impreziosito. Sì, vedete che è un costume che ha una storia, insomma, ecco. Che si sa tu. Babbo non si è sposato in costume, però abbiamo messo anche gli uomini. Ma bilaia, lui è stata che vi ha battuto, ma... E insomma, no, che come potete vedere è una gioielleria bellissima, insomma, Ecco, poi venemantese. Anche i monili poi vengono fatti, lo vedi, tipo, questo è un percorso di vita. Allora, questo è da quando si inizia, che non deve mancare mai Sabaneddu, il bambino, perché non abbia mai succedergli niente. Sapreta e latte, che si regalava alla madre perché non avesse mai da mancargli il latte per il sostentamento. Poi vabbè, Sazzodia tipo pro bragare, ecco. In questo caso i bottoni perché tu diventi grande e procrei, perché abbondanza, fertilità e metti su nuovamente un'altra famiglia. E quindi un percorso proprio di... C'ho iscritta che so il gioiello. Generazionale, certo. Sì. Quindi la gioielleria è questa. Bene Giovanni, una cosa spantosa, ecco, per questa idea, batta, no, che batta poi tante altre cose, da soidenne, diciamo che è grande, ecco. Ha voglia, basta viene sul borsiere, no? Sì, questo è quello vecchio del Banco di Napoli. Vero? Questa è la cassaforte del Banco di Napoli. Che hanno tancato il Banco di Napoli, l'ha prelevata. Ce l'hanno chiesto e quindi noi l'abbiamo comprata. Infatti è una cassaforte che non fanno più uso adesso. Quindi ci è andato bene.
E quindi ecco, collana, già. Cioè dovete solo venire a baitare che no che incade tutto veramente. si entra, quello che diciamo noi è che la gente non deve spaventarsi mai di entrare in una gioielleria. Deve entrare, Perché cosa deve vedere. che si è portata su a sempre. Allora, perché i prezzi sono esposti alla clientela, non devono chiedere a noi quanto costa, devono leggerlo. Nessuno si rende conto. Può entrare ed entra il bambino che deve fare il regalino per compleanno da 10 euro al marito o al fidanzato che vuole fare il pezzo. E spantare già la fidanzata. Quindi la gente non deve spaventarsi di entrare nelle gioiellerie. Ecco. Bene, già va bene. Alla portata di tutti, non deve cambiare l'abito, come ci dicono, se è venuto così non mi sono cambiato. Allora, la gente non si deve cambiare per entrare In gioielleria. Bianna Tavina il grande da travagliare. A noi c'è capitato, pastore, si fa servito. Grande da campo. Sì, mi docciavo, mi cambiavo mi scopriva tutto, quindi voi si scusavano, no, non si devono scusare perché qui ogni negozio deve essere aperto a tutti, non deve spaventare nessuno, per quanto uno pensi che la gioielleria spaventi, solo roba costosa, non è vero. No, il gai, si è portata di tutto, insomma. La gente, quello che diciamo noi, che ci hanno insegnato, che continueremo a fare, la gente deve essere a proprio agio. Che voglia spendere 100 euro che voglia spendere 100.000, deve essere sempre trattata in ugual modo, perché non è tanto quello che spende. Quindi... Come te venite a comprare un aneddoto di gai, di nuda, venite a comprare un regalo importante per un sposo, per una sposina, eccetera, eccetera. Rispetto della persona, su quello siamo tutti e tre abbastanza, adesso anche Teresa dovrebbe la ricordiamo sempre perché ce l'hai continueremo a fare sperando sempre che ci lasci in salute, ci stiamo dimezzando però cerchiamo di tenere duro mantenere e questo pure è da ammirare chi mantenete su un'attività insomma chi noi non si da che besta un'attività di questo tipo fuori costo fatica voglio dire ecco non tanto perché io prendo faccio con materiale riciclato però riportare i gioielli in una facciata sembrava doveroso per una gioielleria. Certo. Per il palazzo perché per quanto io e che avviene sul palazzo comincia a però è per me il mio palazzo. Quindi a essere uno gioiello viene sul palazzo come mi sembra un onore questo, quindi cerchiamo di continuare sempre così, speriamo. Bene Giovanni, come sinne a cuidare la fotografia che bisogna essere sitta e grazie a te per la disponibilità. Voi che continuate grazie. Non sono minore, è vero? Perché allora serpentina no, questo genere qui come sinne la gioielleria da ora, lo squadro ecco questo è già di che Monnino è sposato poi no che vamos i sono due sposino c'è una pittosa grande idea di avere questa gioielleria Monni, una gioielleria storica. Bene, buon saluto, Bizzi TV. sempre al lavoro.